patto di amicizia tra Verbania e Piatra Neamț. A ciascun bambino romeno o di origine romena che risiede nella città di Verbania verrà consegnato un libro in romeno. Vediamo il servizio. Presso la Biblioteca Civica Pietro Ceretti un'interessante esposizione di libri, un ponte letterario tra Italia e Romania. Lo chiediamo ad Adrian Chifu, che è consigliere comunale di Verbania. Ma come nasce questa idea? Questa idea è nata proprio a Piatra Neamț, quando il sindaco di Verbania ha fatto una visita proprio nella mia città natale. È nata questa idea e adesso la stiamo portando avanti. Tanti sono i libri esposti alla biblioteca. Sono 70 libri che verranno esposti in biblioteca. Abbiamo chiamato tutti gli alunni di origine rumena, che venerdì in biblioteca leggeremo un libro, perché è importante per ogni bambino di nazionalità rumena di non perdere la lingua materna, le tradizioni e quindi l'identità rumena. Un progetto bellissimo per mantenere le proprie radici e soprattutto unire le due comunità, quella rumena e naturalmente quella italiana e soprattutto Verbania. Sì, infatti, quindi l'anno prossimo vorremmo allargare questo progetto di portare anche libri di storia, geografia e lingua rumena. Si tratta appunto di testi scolastici, abecedari che vediamo per questi ragazzi che vanno dalla prima all'ottava fino alla terza media. Sì, io lo chiamo il progetto dei abecedari perché è giusto che un bambino di origine rumena non deve perdere la sua lingua materna. Bene, è tutto, un cordiale arrivederci.